Daydreamer, anticipazione, quinta puntata di martedì 16 giugno 2020. Emirè fa di Saem la sua pedina e la rende complice a sua insaputa del suo complotto contro il fratello Jean. Pertanto la costringe ad accompagnare il fratello nel luogo dove si realizzerà la campagna pubblicitaria per la compagnia aerea di cui è interessata anche l'amante Aline. Sanem riesce a procurarsi le foto della nuova pubblicità e le fa avere a Emirè. La madre di Sanem, intanto in preda a una crisi nervosa, si dà alle pulizie, dopo aver scoperto dalla parrucchiera che la sua casa è poco pulita, voce che ha messo in giro la madre di Muzaffer, e la sua collera preoccupa il marito e le figlie Sanem e Leila. Leila è nei pensieri di Osman, il macellaio, fratello di Aya. Osman, innamorato segretamente di Leila, non riesce a dimenticarla e a confessargli i suoi sentimenti. Sanem mostra ad Aya la foto dei dipendenti dell'azienda pubblicitaria e intuisce che la ragazza è pazzamente innamorata di Jean. Emirè e Aline, entusiasti, festeggiano il loro successo dopo essere entrati in possesso, grazie a Sanem, della pubblicità per la compagnia aerea su cui sta lavorando Jean, ma qualcosa non va secondo i loro piani. Adesso non ci resta che attendere i prossimi episodi. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!